Perché la candidatura di Venezia alle Olimpiadi del 2020? Ma è anche presto detto, perché la Regione Veneto, tra le tante cose, è la prima regione turistica d'Europa, ha oltre 14 milioni di arrivi all'anno, oltre 640.000 posti letto, 60 milioni di presenze all'anno. Questo significa che abbiamo una capacità ricettiva assolutamente importante, che è data dal fatto che nel raggio di 150 km in Veneto c'è sostanzialmente tutto. Ci sono le Dolomiti, che sono diventate da pochissimo tempo patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, c'è il Delta del Po, ci sono tutte le città d'arte da Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia stessa, poi ci sono evidentemente tutto il sistema delle spiagge del Veneto, ed è quindi in grado veramente di essere la candidatura di tutta l'Italia e probabilmente anche d'Europa, perché credo che una candidatura come quella di Venezia possa soddisfare esigenze culturali e rappresentare tutto il sistema europeo in generale.